Ovviamente non abbiamo rispettato il piano e ce ne siamo anche sbattuti del jet lag, quindi non siamo stanchi e ci ritroviamo alle 3:45 di notte a fare una bella passeggiata notturna a Bangkok, accarezzando i cagnolini sotto i ponti. Ma non tutto il male viene per nuocere, perché grazie a questa situazione abbiamo scoperto di avere la passione per i vicoletti.